Ben ritrovati a Mesede che si tacche. In una trasmissione precedente vi ho raccontato di un contorno fatto con delle patate con una salsa particolare, andrà benissimo per le grigliate di questa prossima estate. Vi faccio vedere subito gli ingredienti: delle patate, 3 cucchiai di aceto di mele, pepe, sale, 300 g di latteria fresco e 3 tuorli d'uovo. Ci vediamo tra poco. Come prima cosa, per fare questa ricetta che si chiama anche file ed aspe, andrò a sciogliere a bagnomaria il latteria. Qui ci sono 300-350 grammi, sono rimasta un po' abbondante perché ci piace corposo, quindi facciamo sciogliere questo e poi mettiamo a lessare le patate. Quando cuciniamo a bagnomaria stiamo sempre attenti che l'acqua contenuta in questa pentola non tocchi il fondo della pentolina sopra. Mentre il formaggio fonde, andiamo a sbucciare le patate. Le tagliamo a pezzetti e le facciamo lessare. Una cosa bella è anche lessarle con la buccia e semplicemente tagliarle a metà dopo averle cotte, come vi trovate più comodi. Mentre le patate si lessano, in base alla dimensione ci vorranno 30-40 minuti, anche dipende dal fatto se le patate sono delle patate molto fresche, piccoline o grandi. Continuiamo con la salsetta. Il formaggio si sta sciogliendo, appena sarà a fusione andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Quando il formaggio è piuttosto fuso, come dicevo, ci spostiamo di qua e aggiungiamo il resto degli ingredienti, quindi mezzo bicchiere di latte, un po' di sale, anche l'acqua per lessare le patate è stata salata, un pizzico di pepe, 3 cucchiai di aceto bianco, diamo una mescolata. Chiaramente adesso vi trovate con un blocco di formaggio, ma va bene, poi lo finiamo di fondere assieme ai tuorli d'uovo. Ecco qua. Una mescolata di massima e poi ritorniamo sul bagnomaria. Appena il formaggio sarà completamente fuso andremo con la frusta. Il latteria si sta fondendo benissimo e come dicevo questa ricetta si chiama anche file ed aspe e sul file non abbiamo proprio dubbi, ci siamo. Nel tempo che abbiamo preparato la crema, le patate si sono lessate, quindi alla prova dei rebbi ci siamo abbondantemente, pronti per impiattare. Come accompagnamento, dicevo, per qualsiasi grigliata, quindi per quest'estate, ogni volta che farete una griglia per gli amici, se volete proporre un contorno friulano con le patate, ecco qua, così. Una bella copertura di crema ed è pronto. Per preparare questa ricetta di patate in salsa, o più correttamente file d'aspe, oggi ho utilizzato 8 patate di medie dimensioni, 350 g di latteria fresco,
3 tuorli d'uovo, 3 cucchiai di aceto di mele, mezzo bicchiere di latte, un po' di sale e pepe. Il nostro contorno è pronto. Oggi ho voluto fare una ricetta abbastanza semplice, ma sempre antica e sempre legata alle nostre radici, perché abbiamo come ospite, già arrivata qui di fronte a me, una donna griglista. Abbiamo con noi Miss Barbecue Italy. Ciao Tiziana. Benvenuta. Io ti ho voluta qui perché sei una delle poche, credo, donne che grigliano sui social. Come è nata questa idea di questa donna friulana? Raccontami. Allora, questa idea è nata in realtà davvero casualmente dopo una lezione di yoga dove la mia amica mi ha detto: ma perché non diventi un influencer di barbecue, sapendo la mia grande passione? E io ci ho pensato un attimo e poi un giorno mi hanno fatto gli auguri di compleanno dicendomi auguri Miss Barbecue, e quindi da qui è nata questa idea. Miss Barbecue mi piaceva tanto e ha tirato fuori la mia creatività e la mia passione riguardo a questo settore. È un blog sul barbecue, appunto, che riscopre questi sani valori della condivisione, della cucina sia di barbecue americana con dispositivi chiusi, sia quella sulle braci sudamericana, e la vuole divulgare alle donne, cercando di rompere questi stereotipi che vedono sempre l'uomo dietro la griglia, e quindi con un linguaggio femminile fatto da una donna e con un'immagine estremamente femminile. Super, e ci voleva una friulana per fare questo, però quello che mi piace molto, che mi è piaciuto tantissimo del tuo blog su Instagram, allora, il dato iniziale che mi ha colpito è stato un blog nuovo, perché ha circa 6 mesi se non sbaglio. Bellissimo. Hai già oltre 2000 follower che sono interessati al tuo modo di grigliare. Il fatto che sia fatto da una donna friulana veramente è stato bellissimo. Proprio io in altre puntate abbiamo parlato del fatto che c'è un momento veramente in cui c'è una rivoluzione femminile, però rivoluzione gentile, silenziosa, fatta anche di questo, del fatto che le donne si portano in mondi che una volta tendenzialmente erano delegati un pochino agli uomini. Abbiamo la Cristoforetti in questo momento in viaggio, quindi ok, ci sono veramente tanti ambiti. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo del tuo feed sono le fotografie, perché passa una gioia di vivere, una gioia di far festa, di condivisione, come hai detto tu. Le fotografie le fai da sola? No, grazie Tiziana, davvero. Questo delle foto è una cosa davvero importante. È una mia carissima amica, Anna, Airone Foto, che ha creduto in me dal primissimo giorno ed è riuscita a tirare fuori proprio la vera essenza di quello che è il mio modo di essere, il mio modo di interagire nella realtà, e passa perfettamente anche sui social. Passa tantissimo, è vero. E in questa trasmissione abbiamo avuto anche un regista, quindi chi coglie l'immagine è veramente importante, come hai detto tu, per far uscire l'anima di chi sta appunto davanti alla macchina fotografica o alla macchina da presa. Io so che sei già stata contattata da qualche azienda e qualcuno che fa griglia in televisione. Che effetto ti fa? Beh, è un'emozione che assolutamente non mi aspettavo. È stato un successo estremamente improvviso, dal quale sono totalmente travolta. Infatti anche per me essere qui oggi in questa trasmissione è un onore e un'emozione grandissima. Assolutamente sono entusiasta, sto già collaborando con alcune aziende che fanno griglie e magari delle spezie. Sono stata invitata come rappresentante dell'Italia ad un meeting di barbecue bloggers in Germania poco tempo fa. Dove ho dovuto cucinare del cibo italiano, perché il tema era Italia, all'interno di questi barbecue. Sono dei dispositivi a pellet molto famosi, chiusi.
Sì, Quindi abbiamo l'influencer della griglia in Friuli, abbiamo l'influencer della grappa e quindi insomma stiamo aggiungendo veramente un nuovo fiore a questo bouquet della nostra regione. Quindi stai portando lustro al Friuli. Da quanti anni ti piace l'idea di grigliare? Allora, l'idea della griglia davvero è da quando sono bambina, che io adoro tutto quello che è il mondo delle sagre, delle feste con tantissima gente, della gioia, della condivisione di momenti, di emozioni attraverso il cibo. E quindi tutto questo è diventato Miss Barbecue alla fine. Questo è diventato Miss Barbecue e chissà cosa diventerà, perché sei appena all'inizio, ma mi sembra che hai preso la rincorsa, insomma, per partire con questa. Era un progetto oppure è semplicemente nato dal desiderio? Cioè, tu hai raccontato un po', no? Mi hanno detto auguri Miss Barbecue, ma ce l'avevi nel cuore un progetto del genere? Credo che i corsi frequentati che la Regione fa per lo sviluppo delle soft skills abbiano tirato fuori la parte più vera, più creativa di me e quindi riscoprendo questa passione, ma che c'è sempre stata, perché per me da bambina tutta questa griglia è fondamentale in tutte le feste, cioè griglia per me significa festa. Festa, amici, allegria e compagnia. Sì. Quindi tu hai frequentato i corsi della Regione Friuli Venezia Giulia, qui a Udine, presumo. Sì, a Lena e Pappasian di Prato. Benissimo, sì, perché non dimentichiamo che noi ringraziamo tanto questa regione per i profumi, i sapori, i vini e tutto quello che ci offre a livello anche di panorami, ma a livello tecnico, adesso non so, e sociale, non so come spiegarmi ecco, nelle parole corrette, ma anche a livello sociale proprio è una regione che si muove molto e quindi mette a disposizione per i telespettatori che magari ancora non hanno scoperto queste cose, ci sono dei corsi gratuiti che la Regione Friuli Venezia Giulia organizza e sono a disposizione di occupati, inoccupati per tutte le età. Sì. Quindi grazie a un corso della Regione che sei diventata, cioè che hai fatto fiorire tutto questo. Sono dei corsi estremamente interessanti sulla comunicazione e davvero sul ritrovare se stessi. Sono anni particolarmente difficili credo per tutti e questi corsi a sostegno delle persone che secondo me dovrebbero davvero tutti dovrebbero partecipare a questi corsi perché sono estremamente utili e fanno proprio riscoprire le nostre. Noi abbiamo tutti molte capacità ed è bello che tutti noi abbiamo la forza, il coraggio di tirarle fuori. Di esprimerle. Tu hai parlato di soft skills, non tutti sanno questo vocabolo, puoi spiegarci cosa sono queste competenze trasversali? Le soft skills sono competenze di comunicazione, di relazione con gli altri, che possono essere sì dall'autostima, dalla comunicazione sia in azienda che nell'ambito insomma personale, avere un progetto e lavorare per degli obiettivi, per dei progetti che ci si propone, il riconoscere le emozioni, sono tutte queste competenze che sono utilizzabili in vari ambiti della nostra vita. Quindi sono dei corsi assolutamente validi perché servono a tutti in ogni campo. Ho capito bene? Assolutamente sì, Tiziana, hai perfettamente ragione. Bene, quindi veramente grazie al Friuli Venezia Giulia. Io ti ho preparato una cosa un po' particolare, dicevo, i telespettatori lo sanno perché hanno già visto la parte della ricetta, tu sei arrivata con piatto pronto. Ti farei assaggiare il filet d'aspe. Interessante. Sai cos'è? No, spiegamelo. Non te lo spiego, ti lanci nell'assaggio? Certo. Ok, donna coraggiosa. Ecco Edith. Wow. Non ti voglio spiegare. Non sei allergica alle patate, al formaggio, alle uova? No, posso c'è mangiare tutto lì dentro. Assaggia pure. Questo è filet, ole ed aspe. Il profumo è molto buono. Sono delle patate che vengono lessate, possono essere lessate sia intere. Delizioso. Super? Sì, buonissimo. Con le tue grigliate ci sta? Perfetto. Ci vedo qua delle costine di maiale, guarda. Super. Delle ribs, come diresti tu? Esatto, ribs di maiale, di manzo, qualsiasi cosa.
Edith sta gustando il suo piattino. Dovrei chiederle ancora un paio di cose, ma aspetto che mandi giù il bocconcino di patate che sta assaggiando, perché sta per raccontarci che è in arrivo con grosse novità, qualcosa legato all'asado che non ho capito bene, adesso appena mangiato, insomma, vediamo come va, ma spero e sono sicura che lo farà, nelle sue grigliate proporrà anche questo piattino che si chiama filet d'aspe. Edith, sei pronta? Prontissima. Le tue novità? Presto farò questo corso sull'asado argentino, questa cottura open fire, imparerò tutti i segreti della cucina argentina cucinata sulle braci, sui carboni, sulle croci, con grosse pezzature di carne, per qualcosa che è un progetto meraviglioso, fighissimo, non so se si può dire in televisione, ma per il quale invito davvero tutti a seguirmi sul mio blog su Instagram che si chiama Miss Barbecue _Italy, per rimanere aggiornati su tutte queste meravigliose, succosissime novità. Benissimo, a cui appunto abbinerà questo contornino. Sì, Io interessante. vi ringrazio, è stata una bellissima puntata, almeno per me, a vivere questa emozione, questa allegria, questa gioia di vivere. Vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, ci vediamo sabato prossimo alle 8:30 come al solito. Maman e tenissi conto. Ciao!